Buonasera a tutti e grazie agli amici e agli amici dell'Indipendenza Veneta per l'invito. Mi sentite tutti? Sì. Oh. Allora, io mi sono scritto 3 cose per non essere una salonga. Questo è il momento di grave crisi in tutta l'Europa, perché non pensai che la vaga tanto meglio nel nord o robe. Mi sono stato ieri in Belgio e mi diceva che le vene magre anche a loro non si parla dell'Olanda, perché tra quei paesi che è in recessione è anche l'Olanda, tanto per dire. Tra i paesi che è in recessione è anche l'Olanda, tanto per dire. Quindi la questione della crisi è un'occasione eccezionale per tutti noi altri, perché è dalla crisi che arriva il cambiamento, non è dalla stabilità o dalla ricchezza. Per quando tutti sta bene e tutti contenti non è problema. E purtroppo per noi altri veneti la coscienza del popolo, la coscienza di quel che siamo, del nostro valore, la viene fuori di più adesso che prima. E quindi dobbiamo trovare le forze necessarie per cambiare. E per cambiare bisogna che troviamo il consenso del popolo veneto, che mi non daria mia ma così scontato. È vero che stasera che tanta gente, tantissima, complimenti agli organizzatori, bravi, siete bravissimi, e che tanta gente che stasera, però fora che tanta gente che quando sta il momento di votare la porta la protesta al Movimento 5 Stelle, e il Movimento 5 Stelle non ha mai parlato né di autonomia, né di statuti speciali, né di indipendenza, né di niente. Anzi, per certe questioni è più centralista di quel che sono gli altri partiti. E allora vedi che il discorso è lungo. E a noi altri indipendentisti non deve interessarsi quel che fa la destra e la sinistra. Io ho qua tanti amici di destra, di sinistra che ho visto prima, però bisogna che noi altri cominciamo a ragionare che da una parte che siamo noi altri e dall'altra che è italiani. A differenza di questo è una differenza sostanziale, che i partiti italiani e le istituzioni italiane, e con loro si può anche confrontarsi. Mi vedo qua tanti amici che ha fatto i sindaci, che è nel centrodestra, che è la Lega, tutte queste robe qua e via, ma no, per noi altri volevamo lo Stato veneto. Loro lavora bene o male per lo Stato italiano, che è un'altra roba sostanzialmente differente. Quindi il lavoro è lungo, che occorre gossa dopo gossa sommare le gosse una dietro l'altra e unire tutte le forze per un unico obiettivo: l'indipendenza, non ne altri obiettivi. E guardate che quel che è successo nelle settimane passate, nei mesi passati, cioè il fatto che abbiamo cominciato a parlarsi, mi penso che noi altri indipendentisti siamo una cultura politica unica. Siamo una cultura politica unica. Non siamo mica una giaculatoria dei partiti contrapposti. E se che sta in errore quello che abbiamo fatto. Dobbiamo essere una cultura politica unica. E noi altri dobbiamo lavorare per un solo obiettivo: l'indipendenza della nazione veneta. Grazie.